Oggi parliamo di quiz per la patente. Come bisogna prepararsi a livello proprio di atteggiamento all'esame? Il segreto per passare l'esame della patente ce l'hai dentro di te. È come quando tu guardi una partita di calcio. Ti faccio un esempio. Secondo te il giocatore di calcio prima di affrontare la partita, com'è? Sarà sicuramente carico a 1000, Certo. È come volesse lui vincere la partita. E lo stesso devi fare tu con i tuoi esami. Il mio lavoro è di una bellezza straordinaria perché è creare veramente consapevolezza a questi ragazzi che tante nozioni le hanno già dentro di loro, che è veramente l'esame una cosa semplice. Devi affrontarlo con un atteggiamento vincente, come se lo avessi già superato. Se tu hai un mindset così, vai a bomba e il tuo esame sarà veramente un straordinario successo. E che consiglio daresti a un ragazzo che deve prendere la patente? È che è il più bel momento della tua vita. È il momento dove esplodi nella tua libertà, dove crei la tua indipendenza. Se ti devo dare un consiglio, vivilo bene. Qual è l'argomento su cui tutti cadono? La verità è un po' che, essendo argomenti nuovi, devi imparare terminologie nuove. Se ti posso dire due argomenti in cui cadono di più sono le tipologie di patenti o quando si parla di assicurazioni. Ma perché? Perché le terminologie sono nuove, ma non è vero che ci sono dei punti dove le persone cadono di più. Secondo me la vera cosa è come ti viene insegnato l'argomento. Certo. E in quel momento che l'argomento è insegnato in una maniera divertente, in una maniera bella, a te entra in maniera diversa, per cui non lo vedi più come un'ostilità, come un problema, ma lo vedi come un semplice ostacolo da superare. E questo era il consiglio del giorno in 90 secondi.